Amici di Radio Guest, ben ritrovati. Siamo con Marco Angileri, organizzatore del Crazy Bob. Marco, ben ritrovato, è un piacere. Ben ritrovato, grazie dell'invito. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano sulle varie radio. Volto televisivo, organizzatore di eventi, però da tantissimi anni sei l'organizzatore, il frontman del Crazy Bob, questa corsa goliardica di Bob in montagna. Grossa novità, Sì, quest'anno certo. vi troviamo a Tarvisio. Esatto, sì, oltre questa è l'unica cosa che faccio come organizzatore, perché molti mi conoscono sotto vari aspetti, siamo praticamente quasi colleghi, possiamo dire. È chiaro che questo è un amore che porto avanti da tanto, cioè l'organizzare una manifestazione che poi mi sono un po' aggregato già diversi anni fa, perché il vero creatore è Tilly, Quaglia Attilio, che veramente ha avuto un'ideazione che può sembrare banale, ma ha avuto veramente un successo incredibile, perché lui si è Geniale, direi ritrovato geniale. infatti, perché lui si è ritrovato come il classici quattro amici al bar e ha detto organizziamo un qualcosa, perché al tempo si svolgeva sulle nevi dello Zoncolan, poi parleremo anche dell'evento, della nuova novità 2022. Ha detto fine stagione, quando chiudevano proprio le piste, tra amici e con slitte improbabili si andava su ed è nato proprio il Crazy Bob, quello più spontaneo, quello iniziale, quello quasi abusivo, perché si faceva tra virgolette senza dare troppo nell'occhio, perché era una manifestazione così ancora non ufficiale. Poi da lì è sbocciato veramente il Crazy Bob, perché è dal 2004 poi 2006 ha avuto un successo incredibile, quasi inaspettato, soprattutto perché ci sono state parecchie persone che hanno voluto veramente costruire un mezzo sempre più originale, sempre più particolare, o chi magari ha poco tempo vuole comunque partecipare al Crazy Bob e l'ha fatto più semplice. L'importante è esserci in un contesto così simpatico, così goliardico come la Crazy Bob, che è praticamente itinerante. Noi siamo partiti dallo Zoncolan per poi dopo diverse edizioni trasferirci a Forni di Sopra, che ha ospitato 2 edizioni. Poi ahimè anche il Covid ha lasciato il segno, perché abbiamo dovuto annullare un'edizione, e adesso c'è questa novità, come accennavi appunto te, a Tarvisio, come vediamo già scorrere nei titoli, che ci ha accolto a braccia aperte tutta l'amministrazione, perché hanno capito quello che è il messaggio del Crazy Bob, portare veramente pubblico che si vuole divertire. C'è da dire che tu lo sai, perché la manifestazione la conosci, l'hai vissuta anche in prima persona, è uno degli eventi effettivamente più importanti sotto l'aspetto dello spettacolo sulla neve, perché è difficile trovarne uno simile che riesce veramente a portare tanto pubblico, perché parliamo di 7, 8, 9 mila persone che vengono, dormono e creano anche un indotto che è importante, ma soprattutto si divertono, e questa è la cosa più bella che io assieme agli altri organizzatori abbiamo appunto come soddisfazione, perché quando si riempiono gli alberghi, quando i ristoranti, altrettanto si crea anche un aiuto a chi poi vive in montagna e fa turismo in montagna, e soprattutto si manda a casa con il sorriso e con grandi ricordi i partecipanti. È una cosa veramente fantastica. Ecco perché gli eventi servono, non servono soltanto a far divertire la gente, e mai come adesso ne abbiamo bisogno di divertimento, ma servono anche alle economie locali. Leggiamo nella scritta sopra impressione 11, 12, 13 marzo a Tarvisio, quindi abbiamo capito la data, ma esattamente la location di Tarvisio nella quale si svolgerà il Crazy Bob, quale sarà? Allora, Campi Duca d'Aosta, che praticamente è la pista che è molto vicina al centro di Tarvisio. La di Prime però era inutilizzabile, perché lì si sarebbe ammazzato qualcuno, troppo ripida la discesa. Perciò è una location veramente ideale, perché si riesce a raggiungere facilmente, veramente in 5 minuti dal centro di Tarvisio, perché si trova proprio alle spalle del centro abitato. Questo è importante. La pista, tra l'altro, per la prima volta avrà un percorso abbastanza particolare, con una curva, perché molti ci chiedevano non fatela troppo dritta, perché vogliamo anche divertirci, perciò sarà ancora un pochino allungata rispetto all'abitudine delle passate edizioni negli altri poli sciistici, perciò avremo 350-400 metri di pista spettacolare come sempre, e dobbiamo anche ringraziare Promoturismo, che ha sempre creduto a questo evento diciamo particolare, perché loro sono abituati chiaramente con lo sci classico, ma hanno sempre voluto fiancheggiare, aiutare, supportare il Crazy Bob, qualunque essa sia stata appunto la location Forni di Sopra, Zoncolan, o quest'anno appunto Tarvisio.
Certo, parliamo della creatività, perché la goliardia, il colore del Crazy Bob è dato proprio da questi gruppi organizzativi che costruiscono per l'occasione, ma veramente all'I-Team gli fanno un baffo, per chi si ricorda la serie TV degli anni '80, perché c'è una creatività incredibile. Come nascono dove nascono, come nascono queste idee di questi gruppi? Beh, le idee sono le più disparate. Allora, di base partono perché l'equipaggio che si iscrive spesso deve essere legato a un locale, a una proloco, un'associazione. Lì si crea veramente il gruppo. Una delle cose più belle non è solamente la partecipazione al Crazy Bob, ma la preparazione del mezzo, perché ci sono dei gruppi che si trovano un mese e mezzo, 2 mesi prima, 2 o 3 sere a settimana, e lì chiaramente arrivano, fanno anche la griglia all'aperto. È un modo anche di vivere e di così avere degli amici accanto, con l'occasione di poter dividere anche queste piccole grandi soddisfazioni, cioè l'amicizia è questo, e poi costruire, c'è di tutto e di più. Abbiamo visto diciamo delle navi con delle stazze incredibili, abbiamo avuto veramente di tutto e di più, un bob totalmente fatto di vetro, abbiamo avuto carri armati di tutto, assolutamente, poi legati anche a quelli che poi sono dei tormentoni del momento, con veramente dei modi di esprimere questa creatività incredibile, perché in ogni edizione noi ci sorprendiamo. Il problema qual è? È riuscire a trovare il vincitore. Questo è un problema, perché Infatti, noi premieremo era una tutti. era una domanda che ti volevo fare, ma poi il vincitore come lo decretate? Allora, vengono scelti circa 20 giurati a cui viene consegnata una scheda, ed è chiaro, il primo premio va al più simpatico in genere, no? Che è quello che riesce a strappare l'applauso più grande del pubblico. E poi ci sono anche altri premi, come il più veloce, anche se conta poco, la velocità media, il più simpatico, una serie, diciamo, di premi che vengono comunque dati, e c'è questo trofeo che viene tra l'altro artigianale, intarsiato a mano, che viene appunto consegnato a quello più originale, quello che veramente il più bello, il più simpatico, che ha strappato più applausi. Questo è il vincitore ogni anno del Crazy Bob. Deve appunto comunicare questo ai 20 giurati. Noi non facciamo parte, diciamo, della giuria, perché c'è anche molta competizione. In passato abbiamo visto che qualcuno ci teneva parecchio a vincere, e di conseguenza noi, per non avere nessun tipo di problema, ci siamo tolti, abbiamo fatto un passo indietro, noi organizziamo, e chi decreta il vincitore del Crazy Bob non siamo noi, perciò non abbiamo nessun tipo di colpa di questo genere. In effetti ci sono una ventina di giurati, e vedremo cosa decidono in questa nuova edizione. Certo. No, beh, c'è molto affiatamento, ti racconto questo piccolo aneddoto. In un capannone di Buia, siamo tra Gemona e Osopa per capirci, un giorno entrai con degli amici e vedo questo carro immenso, un'impalcatura incredibile. Ho detto, ma in quale carro di carnevale, cioè dove andate, in quale veglione di carnevale andate, no? Perché pensavo, no, questo è per il Crazy Bob. Ah, ho detto, quindi è una cosa veramente molto bella e anche molto aggregativa, perché ci sono appunto queste compagnie, queste persone, come dicevi te Marco, che si riuniscono e quindi hanno modo anche di socializzare e stare bene insieme. Quindi uno degli aspetti del Crazy Bob, credo forse uno dei più importanti, sia appunto questo. Prima hai parlato velocemente un po' della storia, quindi voi eravate nati sullo Zoncolan, questo è un aspetto che a me scappava, per poi spostarsi in vari altri poli. In quale anno è nato il Crazy Bob? Poi quest'anno, come l'abbiamo già detto, si troverà a Tarviso. Ma in quale anno è nato? In quante edizioni siamo? Allora, siamo a una decina di edizioni, l'11ª. C'è da dire che è partito nel 2004, poi inizialmente era annuale, poi per anche creare un'aspettativa particolare abbiamo appunto spostato, anziché annuale, in biennale. E poi, sai, si perdono i conti, anche perché con il Covid abbiamo saltato un paio d'anni in più, purtroppo, ma era inevitabile, e questo ha comportato il fatto che c'è un'aspettativa incredibile per Tarvisio, chiaramente, per quest'anno, e ci sono già
25 iscritti, che fa già pensare bene, perché le iscrizioni chiudono il 3 di marzo, perciò c'è ancora tempo per chi magari lo volesse fare, cioè preparare il mezzo, che poi l'importante è esserci, non tanto avere il mezzo più performante, più particolare, più bello, più originale, esserci assieme ai gruppi, perché ti posso assicurare che ci sono parecchie persone che si sono conosciute al Crazy Bob, che poi un'amicizia è continuata anche oltre alla manifestazione, persone che si frequentano appunto dopo quell'esperienza. Questo è bello. E poi quest'anno abbiamo aggiunto, se mi permetti, anche degli eventi collaterali che tra virgolette c'entrano poco con Crazy Bob, perché venerdì avremo alle 19 la Crazy Vertical Race, perciò lì si parla di podismo, si corre sulla neve, anche grazie a quello che verrà preparato da appunto Promoturismo. E lo stesso sabato un'altra manifestazione, in questo caso è diversa, la Crazy Color Race, passerà anche nel centro di Tarvisio, passerà parzialmente anche per la pista di sci, ci saranno anche i colori che così tra virgolette mixeranno il bianco della neve. Questa è una manifestazione diciamo di podismo classica che comunque abbiamo voluto aggiungere, oltre che tante altre manifestazioni collaterali di intrattenimento, di musica che chiaramente già dal venerdì partirà fino al dopo il Crazy Bob con la grande festa che solitamente tiene lì veramente parecchie persone. È una delle cose più belle effettivamente il gran finale, anche questo. Immagino, tra l'altro io sono un appassionato di cinepanettoni, e quando ho visto il cinepanettone, se non ero del 1995, quindi dalla baita scendevano con qualsiasi mezzo, ho detto eccolo, questo è il Crazy Bob. Quindi probabilmente certo. c'è qualche collegamento, un ricordo venuto, però c'è molto divertimento, una vera e propria kermesse, da come ce l'ha presentata Marco Agileri, ricordo organizzatore del Crazy Bob. Una kermesse che parte l'11, il 12 fino al 13 di marzo 2022. Noi con le nostre emittenti, con Radio Company in particolare, saremo a sostenervi meglio che possiamo, quindi siamo in chiusura e ti auguriamo un buon lavoro e ci vediamo ovviamente a Tarvisio per il Crazy Bob. Grazie, arrivederci, ovviamente vi aspetto alla Crazy Bob. Ciao a tutti.